Il sentiero di Fruins di Luigina Lorenzini. Ricordi di Adriana Mecchia, classe 1936, di Bruna Mecchia Iores, classe 1943, e miei, di Luigina Lorenzini. Passo dopo passo. Sul sentiero, foglie secche bagnate da una pioggia leggera e bucaneve. È la primavera di un inverno che non è mai arrivato davvero. Pezzi di rami secchi e pietre, ma da dove vengono? Sono pezzi divelti dall'acciottolato del sentiero. Li scosto uno a uno con la suola delle scarpe, ma sono troppi. Rinuncio e vado avanti. Torno bambina, non a quei c'era una volta di tanto tempo fa. Quando ero piccola io c'erano già il telefono, la 500 e la televisione, in bianco e nero. Ma l'ho calpestato tante volte questo sentiero, con mia madre, poi una volta l'anno con mia zia. Ha sempre avuto un qualcosa di speciale. Porta alla casa dove erano cresciute, dove viveva la loro famiglia. E racconti, ogni volta un po' diversi. Ogni volta arrotondavano qualche dettaglio che riusciva meglio della volta prima, confuso nella loro memoria e nel mio immaginare di bimba, con dei luoghi che acquistavano un alone di magia, luoghi da fiaba. E invece degli alberi caduti e dei rami, che qualche folletto che forse di secondo nome fa tempo si è divertito ad abbattere per far inciampare chi passi e non voglia abbastanza bene a questi luoghi da venire a fare una carezza e un po' di solletico alle foglie secche e i sassi del sentiero, tanto spesso da non farli sentire soli. Carezze di pianta di piedi e di suole di scarponi. Anch'io mi guardo sovrappensiero la punta degli scarponi e sbunf! Aio che botta! Piano riapro gli occhi e rivedo quei luoghi come sono vivi dentro di me. Ecco quella bella radura di un verde tenero sulla sinistra. Sompilmorar lo chiamavano, dove spuntavano fitti i crocus viola chiaro durante la primavera. E sento la voce di mia zia che racconta. Quando tornavamo da scuola ci fermavamo sempre qui a giocare nella neve. C'erano tanti posti, ma qui bisognava fermarsi, non si poteva passare dritti. E i genitori che brontolavano e tutte le raccomandazioni. Eravamo bambini, non si poteva stare lontani dalla neve. E allora toglievamo gli zoccoli e anche le calze, perché non se ne accorgessero, che rimanessero asciutte e via a giocare. Però quella volta no, quella volta mio nonno si era proprio arrabbiato, l'aveva chiamata 3 volte, poi, non capitava mai, ma quella volta aveva rischiato di prenderle davvero. Vado avanti. La paglia. Il sentiero si incurva a sinistra e rientra dietro il pendio del colle. Sembra che faccia la riverenza, nel rispetto del rio che scende nel mezzo. Poi, con garbo, se ne riesce lungo il pendio dell'altura dall'altra parte. Arriva di fronte e riprende il cammino come niente fosse stato. Ah, quello è il posto delle fiabe. Lì la zolla è rimasta talmente tanti anni a crescere quieta, tanto da diventare quasi un cuscino morbido di velluto, come l'orlo amico di un divano che corre sul lato più esterno, a proteggere chi passa, che non debba scivolare. Dall'altra parte c'è il rio, morbida, alta, dorata, sembra che si muova da un lato e dall'altro e quasi faccia l'occhiolino.
Da tanti anni è scesa una frana. Nulla di strano in questo terreno di morbidi sedimenti che si sciolgono come il burro più timido, se appena qualcuno lo fissa un po' troppo. Non a caso, questo tratto si chiama Las Livinas. Ma ormai anche la frana ha trovato un posto nella mia storia. E allora so che qui il sentiero si alza un poco e si piega un passo a destra. Questo luogo, non andate a cercarlo, non troverete un paesaggio imponente e straordinario o fenomeni che fanno impressione. Sono piccoli posticini, impercettibili variazioni, che con l'affetto di generazioni ho imparato a conoscere, a cogliere, a sentire. E la storia continua.